Parla tifoso dell'Azzurra. Abbiamo ottime notizie per te. Giovanni Simeone è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Attraverso un comunicato di Sky Sport, è stato confermato che il club ha esercitato il proprio diritto di riscatto con l'Hellas Verona per acquisire a titolo definitivo l'attaccante argentino. Diamo un'occhiata ai dettagli di questo acquisto e alla prestazione di Simeone la scorsa stagione. Premi già il pulsante mi piace se sei napoletano nel cuore. Dopo l'oneroso prestito effettuato la scorsa estate, il Napoli ha deciso di esercitare il diritto di riscatto del giocatore nei termini stabiliti. L'Hellas Verona riceverà 12 milioni di euro, più bonus aggiuntivi, per finalizzare il trasferimento di Giovanni Simeone. L'attaccante argentino è stato uno dei protagonisti della grande stagione del Napoli con Spalletti. Simeone si è comportato in modo impressionante, eccellendo sia in Serie A che in Europa. È sceso in campo 33 volte, segnando un totale di 9 reti, 4 in Serie A, 4 in Champions League e 1 in Coppa Italia. Il suo contributo è stato estremamente importante per il successo della squadra. Dal prossimo anno il Napoli potrà contare stabilmente su Giovanni Simeone. La sua assunzione dimostra l'impegno del club nel rafforzare il cast e cercare nuovi traguardi. Con il suo talento e la sua dedizione in campo, Simeone contribuirà sicuramente al successo della squadra e al raggiungimento degli obiettivi futuri. Ora resta ai tifosi del Napoli aspettare con ansia di vedere Simeone vestire la maglia azzurra e dimostrare tutto il suo potenziale in attacco. Le aspettative sono alte e la fiducia nelle tue capacità è evidente. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti e notizie sul Napoli e sui suoi acquisti. Continueremo a monitorare da vicino le prestazioni di Simeone e la direzione del club. La stagione si preannuncia entusiasmante. E tu tifoso napoletano? Emozionato per la firma definitiva di Giovanni Simeone? Credi che possa diventare uno dei capocannonieri del club? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto. Forza Napoli sempre!